Buonasera e buona domenica, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Notte di follia a Noto durante l'infiorata, rissa e sparatoria davanti alla folla. Un ragazzo ferito alla testa, fermati 3 giovani responsabili di un'altra rissa avvenuta a Marzamemi una settimana fa. Tragedia a Catania, recuperato il corpo senza vita di Simone, il 19enne annegato davanti a Piazza Battiato. Domenica sottotono a Lungomare Fest, dove è stato osservato un minuto di silenzio. Futuro nero per il Messina Calcio, dopo la retrocessione in Serie D, nuovi guai anche dal punto di vista societario. La procura chiede il fallimento, la società non avrebbe la capacità economica per proseguire l'attività. Commozione, esortazione alla pace e grande umanità nel primo discorso da pontefice di Leone XIV, 200.000 fedeli in piazza San Pietro, in Sicilia, le origini lontane del nuovo Papa. A Taormina spettacolare, esplosione questa mattina dei massi sul costone che mettevano a rischio case e strade, autostrada riaperta, via Garipoli di nuovo percorribile da metà giugno. Oltre 100 campioni a 4 zampe alla favorita di Palermo, diverse le razze in concorso, anche rari esemplari di cani siciliani. Calcio, si frantuma il sogno della Serie A per il Palermo, già fuori dai play-off, rosanero eliminati dalla Juve Stabia, stagione tra alti e bassi per gli uomini di Dionisi. Bentrovati, lo avete sentito in apertura, a Noto ieri sera durante l'infiorata 3 giovani sono stati fermati dopo una rissa e alcuni colpi di pistola sparati davanti alla folla. Nessuna vittima, però questo episodio riporta alla mente quello che è accaduto qualche settimana fa a Monreale, dove c'è stata proprio una strage. Simona Mazzone. È stato come rivivere l'incubo di Monreale. Gli spari a Noto durante la prima serata dell'infiorata hanno riportato alla mente la tragedia di qualche settimana fa nel Palermitano. Un momento di festa in centro storico, le famiglie, la movida, la rissa e poi i colpi di pistola. Quando è intervenuta la polizia in via Cavour ha bloccato 3 giovanissimi di 23, 21 e 17 anni. I 2 maggiorenni con precedenti penali alle spalle sono accusati di rissa, violazione della sorveglianza speciale e porto di arma da fuoco. Entrambi arrestati e posti ai domiciliari. Il minore è stato invece denunciato per rissa. L'arma, una pistola, è stata sequestrata. Una persona ha riportato una ferita alla testa causata da un corpo contundente ed è stata portata in ospedale. Intanto è al vaglio degli inquirenti la circostanza, se la pistola abbia davvero sparato e quanti colpi. Le indagini sono in corso per stabilire le cause che hanno portato alla rissa scaturita davanti ai locali del centro cittadino, di fronte a centinaia di persone. Nonostante non ci siano vittime, l'episodio accende nuovamente i riflettori sulla violenza tra i ragazzi siciliani dopo la strage di Monreale, ma soprattutto pone degli interrogativi sulla facilità e la disinvoltura con cui i giovani, persino minorenni, escano da casa con un'arma da fuoco in tasca, pronti a sparare sulla folla, incuranti delle conseguenze. Un'altra notte di paura, una tragedia sfiorata. E adesso, mentre si cerca di risalire alle cause dell'episodio, si indaga anche per individuare altri eventuali giovani coinvolti. Al nostro TG interviene il sindaco di Noto, figura che dice i ragazzi non sono del posto e sono stati già responsabili di un'altra rissa avvenuta a Marzamemi. Francesca Loi. I 3 protagonisti della rissa di Noto non sarebbero nuovi a questo genere di episodi. A confermarcelo è il sindaco. La scorsa settimana avevano determinato una rissa in un'altra città. La scorsa settimana, quindi, i 3 avrebbero fatto lo stesso nella vicina Marzamemi. Quello di sabato sera, perciò, potrebbe essere il secondo round. Violenze che, come dice il primo cittadino, con Noto non hanno nulla a che fare. Non ha nulla a che vedere con la movida o con le manifestazioni legate all'infiorata, ma si è trattato di un caso isolato determinato da 2 gruppi di giovani provenienti da 2 città limitrofe.
In queste ore Noto pullula di turisti, tantissima gente in giro per visitare l'Infiorata, ma anche tantissimi agenti. Ed è stato il loro intervento ad evitare il peggio. Sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine che hanno immediatamente arrestato i ragazzi coinvolti. E adesso a Catania è caduto in mare per recuperare, pensate, un pallone ed è morto annegato. Una tragedia che si è consumata nel tratto davanti a Piazza Battiato. Il corpo senza vita del giovane, si chiamava Simone, è stato recuperato da una motovedetta della Guardia Costiera. Tonino De Mana. È caduto in mare per recuperare un pallone e non è più riemerso. Un ragazzo di 19 anni, Simone Currò, è morto annegato nel tratto di mare antistante Piazza Battiato, ex Piazza Nettuno. Il corpo senza vita del ragazzo è stato recuperato da una motovedetta della Guardia Costiera intervenuta in seguito ad una segnalazione arrivata al 112. La salma è stata trasportata fino al porticciolo di Ognina, dove ad attenderla c'era personale del 118. Il corpo è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale Cannizzaro a disposizione della Procura di Catania. La notizia della tragedia ha preso alla sprovvista anche gli organizzatori di alcune manifestazioni inserite nel programma del Lungomare Fest, programma quantomeno quello del mattino che non ha subito variazioni ma che comunque è stato aperto con un minuto di raccoglimento. Sicuramente è qualcosa che ci ha sconvolto. Questa è una manifestazione di solidarietà, abbiamo iniziato con un minuto di silenzio, d'altronde un'organizzazione così complessa con ragazzi disabili che erano pronti a poter mettere in campo le loro competenze faticosamente conquistate, non siamo riusciti e non potevamo annullare il tutto. Fatalità o negligenza, i nostri intervistati sembrano avere le idee chiare. Ma la negligenza fino a un certo punto penso, perché può succedere sempre una fesseria all'improvviso. Per me era evitabile. È una tragedia immane, non è possibile, non si può commentare una cosa del genere, è assurdo. 20 anni già è un'età che si dovrebbe ragionare, ma si è giovani. Quando si è giovani purtroppo succedono queste cose. Sulla morte di Simone sta indagando la polizia che ha già sentito alcuni testimoni. Quante volte vi abbiamo raccontato di medici e operatori sanitari che vengono aggrediti dagli utenti? Adesso vi proponiamo la testimonianza di una soccorritrice della 118 di Catania che è stata raccolta da Simona Mazzone ed è andata in onda nel corso del Punto. Sentiamo. La domenica delle Palme siamo stati chiamati per un incidente stradale dove un monopattino, un ragazzo era caduto, quando a distanza invece abbiamo visto che il ragazzo del monopattino aggrediva un anziano. Quindi prima abbiamo chiamato le forze dell'ordine, siamo scesi subito ma cercando di salvaguardare l'anziano più che altro perché poverino faceva tenerezza, mentre l'aggressore ha aggredito tutti e siamo finiti tutti a terra, tutti. Finendo a terra praticamente mi si è procurata una contusione spalla, gomito e polso e poi 10 giorni di prognosi. Questo è uno dei tanti episodi, voi giornalmente rischiate. È uno dei tantissimi episodi, la rabbia viene sfogata su di noi che siamo il primo volto che vedono. Quando le persone sono agitate certe volte ci tirano fuori dal finestrino aperto invece di aprire lo sportello. Capita, ci prendono per i giubbotti e ci tirano fuori. Qual è la principale difficoltà con cui vi scontrate? La strada, cioè proprio l'educazione stradale. Per chi aspetta sembra un'eternità e quella provoca tutto quello che succede. Che cosa vi farebbe sentire più al sicuro? Intanto le bodycam perché registrano, quindi si vede bene o male tutto quello che succede, se è colpa nostra, non è colpa nostra, i tempi e poi anche la figura professionale riconosciuta a livello nazionale. Nuovi guai per il Messina Calcio, la Procura ha presentato istanza di liquidazione giudiziale per la società che è appena retrocessa in Serie D. Francesco Triolo. Dopo la retrocessione in Serie D il futuro si fa nero per il Messina anche dal punto di vista societario, in attesa di nuovi sviluppi sul troncone principale dell'inchiesta aperta nelle scorse settimane.
La Procura di Messina, attraverso il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e il sostituto Fabrizio Monaco, ha presentato istanza di liquidazione giudiziale, una decisione arrivata dopo l'analisi della documentazione acquisita e le prime testimonianze raccolte. Secondo quanto accertato, la società non ha la capacità economica per proseguire l'attività a causa dello stato di insolvenza che si è determinato col passaggio di quote da Pietro Sciotto alla AAD Invest, e in questo stato di cose è difficile consentire l'esercizio provvisorio con il mantenimento della squadra in Serie D. Già fissata l'udienza per il 10 giugno, la società potrà in quella sede presentare le proprie tesi per respingere l'ipotesi e la decisione dovrebbe arrivare nei giorni seguenti. Il curatore sarà scelto dal collegio fallimentare. Se verrà aperta la procedura della liquidazione giudiziale, avrà il compito di quantificare il debito complessivo, tentare di soddisfare i creditori e vendere il titolo sportivo a chi fosse interessato. Emozione, esortazione alla pace e grande umanità nel primo discorso da pontefice di Leone XIV. Oggi 200.000 i fedeli in piazza San Pietro, tanti leader e capi di Stato, e poi c'è un pezzo di Sicilia a raccontare le lontane origini isolane del nuovo Papa. Orazio Longo. Sono stato scelto senza alcun merito e vengo a voi come un fratello. Papa Leone XIV inizia così la sua prima omelia ufficiale da 267° pontefice della Chiesa di Roma. Una piazza gremita con almeno 150.000 tra fedeli e pellegrini, giunti anche per il Giubileo, 38 delegazioni ecumeniche e diversi capi di Stato e autorità internazionali. C'è il presidente Mattarella e la premier Meloni, c'è Ursula von der Leyen, c'è il vicepresidente degli Stati Uniti Vance e il presidente ucraino Zelensky. E tanti altri. Il Signore non abbandona mai il suo popolo, lo raduna e lo custodisce, dice Leone XIV, che sulla Papa Mobile fa il giro di piazza San Pietro tra applausi e preghiere. Riceve commosso l'anello del pescatore dal cardinale Tagle e pronuncia un discorso innervato da citazioni prese da Sant'Agostino e Papa Francesco e da Leone XIII e Benedetto XVI, puntando l'attenzione su 3 parole: amore, unità e pace. Non si tratta mai di catturare gli altri con la sopraffazione, con la propaganda religiosa o con i mezzi del potere, ma si tratta sempre e solo di amare come ha fatto Gesù. Una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. Un Papa che dimostra commozione e umanità, ricordando come questo sia un tempo pieno di discordia e di ferite causate da odio, violenza e pregiudizi. Dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della terra ed emargina i più poveri. E noi vogliamo essere dentro questa pasta un piccolo lievito di unità. Tanti i siciliani presenti in piazza San Pietro e in via della Conciliazione come i fedeli della confraternita del Santissimo Sacramento di Gran Michele, per un Papa in qualche modo legato alla Sicilia con le sue origini, ricostruite da genealogisti francesi e americani che risalirebbero al comune di Milazzo nel Messinese, quando nel 1904 il nonno paterno lasciò l'isola per emigrare negli Stati Uniti. Lì raggiunse l'Illinois, cambiò il cognome in Prévost e cominciò un'altra storia. A Taormina questa mattina spettacolare esplosione organizzata da Prefettura e Protezione Civile dei massi sul costone che mettevano a rischio case e strade. Autostrada chiusa per un'ora e subito riaperta, ma ci dice tutto nel servizio Francesco Triolo. Un'esplosione spettacolare, quella dei massi che a Taormina rendevano pericolosa la via principale di accesso alla città. Tutto, questa mattina all'alba, è durato una decina di secondi, ma dietro c'è stata una organizzazione minuziosa nell'ambito dei lavori del raddoppio della linea ferroviaria e coordinata da Prefettura di Messina e Protezione Civile. I 2 blocchi rocciosi di circa 3.000 metri cubi mettevano a rischio abitazioni, strade e una casa di cura. Così stamane evacuata la zona e chiuse strade e autostrade. Alle 7 in punto l'esplosione. Questo è il cuore delle operazioni, il centro operativo avanzato da cui sono state seguite da parte delle istituzioni tutte le fasi del brillamento del masso roccioso. Noi, come avete visto qui da questa postazione, abbiamo fatto uno zoom con le telecamere che abbiamo messo sui vari
sulle varie aree e comunque tutto appunto pare regolare. Avete visto il cono di detriti che ha occupato via Garipoli, quello quindi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi l'impresa provvederà a controllare tutta la scarpata, tutto il cono di deiezione e quindi mettere in sicurezza l'area. Attenzione quindi ai detriti che dovranno essere rimossi e al costone da mettere in sicurezza, come ha chiesto il prefetto Cosima Distani. La situazione deve avere un suo consolidamento. Se nel frattempo arrivano delle piogge importanti, occorre prestare grande attenzione perché altrimenti i fanghi possono naturalmente scivolare giù sulla strada. Autostrada chiusa alle 6:30 e riaperta alle 7:30, le strade in mattinata dopo la pulizia dai detriti. L'esplosione di questa mattina arriva un mese prima rispetto al cronoprogramma, così la riapertura completa della strada è più vicina. Siamo con 28 giorni di anticipo e quello che era la previsione del 14 di luglio come conclusione dei lavori e riapertura della via Garipoli verosimilmente si potrà ipotizzare tra il 13 e 15 di giugno prossimo. E adesso andiamo all'Orto Botanico di Catania, dove è stata inaugurata un'installazione, 1000 colibrì colorati realizzati in 3D, sospesi tra i rami dal significato simbolico. Ce lo spiega Desiree Ferlito. 1000 colibrì sospesi tra i rami dell'Orto Botanico di Catania e l'installazione inaugurata e firmata dal design catanese Bob Liuzzo, un'opera emozionante che invita a riflettere sul valore dei piccoli gesti e sull'impatto che l'impegno collettivo può generare. Amato per i suoi colori, per le acrobazie in grado di compiere e per la sua impetuosità, il colibrì simboleggia l'amore per la vita e la gioia di vivere, la tenacia e la volontà di non arrendersi mai. L'installazione Fai la tua parte si ispira a una celebre favola africana e narra la storia di un colibrì che mentre la foresta brucia trasporta nel suo becco gocce d'acqua per spegnere l'incendio. E questo è il senso profondo del progetto. Ognuno di noi può contribuire al cambiamento anche nel suo piccolo, trasformando ogni piccola goccia in un oceano immenso. L'opera si inserisce nel progetto We Catania, nato nel 2020 come simbolo indipendente per la città, con l'obiettivo di promuovere una nuova narrazione urbana fondata su partecipazione, bellezza e responsabilità. Le note del violino della musicista Elena Melardi hanno fatto da sfondo alle tante famiglie e i turisti che hanno partecipato all'inaugurazione. L'installazione è arricchita da una componente interattiva. Grazie a un QR code integrato, i visitatori possono ascoltare la favola del colibrì e approfondire il significato dell'opera mentre esplorano il suggestivo scenario dell'Orto Botanico. E dai colibrì ai nostri amici a quattro zampe, perché alla Favorita di Palermo è tornata l'esposizione internazionale canina Sicilia Winner 2025. Diverse le razze in concorso, anche esemplari rari di cani siciliani. Marco Gulla. Oltre 1000 cani iscritti e 120 razze in gara. A Palermo in scena Sicilia Winner 2025, un'esposizione di quattro zampe impegnati anche in prove di agility. Numerose le razze in concorso, tra le quali bassotti, cane corso, cane di San Bernardo, retrievers e spaniel, oltre ad alcune razze siciliane come il cirneco dell'Etna e lo spino degli Eblei. E poi una dimostrazione dei cani dei nuclei cinofili delle forze dell'ordine e di pubblico soccorso. Oggi faremo vedere un po' la destrezza delle unità cinofile del Corpo Nazionale. In pratica la prima fase è il controllo del cane, quindi ci opereremo su quello che è la fase di controllo che è propedeutica all'attività di soccorso, quindi faremo vedere dei marcaggi, quindi le ricerche come vengono effettuate sulla segnalazione del cane, quindi come segnala il cane quando trova un disperso, e faremo vedere anche una prova su sostanze acceleranti, quindi la ricerca e la segnalazione dell'Arson Dog. In una domenica primaverile anche l'occasione per passare delle ore insieme ai propri cani. In un clima disteso e di allegria, la sfilata dei Pelosetti ha richiamato tantissimi appassionati e amanti degli animali. Ad esibirsi anche alcuni cani delle unità cinofile della polizia penitenziaria siciliana, specializzati nella ricerca degli stupefacenti nelle carceri dell'isola. E noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata allo sport. Vi aspetto. Bentrovati.
Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso lo sport, partiamo dal calcio, dalla Serie B con il Palermo fuori dai play-off rosanero, eliminati dalla Juve Stabia, finisce 1-0, stagione flop per gli uomini di Dionisi. Marco Gulla. Prestazione penosa, non ci sono altri aggettivi per descrivere la performance del Palermo ieri al Menti contro la Juve Stabia. Rosanero che perdono 1-0 e dicono addio ai playoff. Nemmeno ci hanno provato, perché la Juve Stabia, pur avendo 2 risultati su 3 a disposizione, non ha rinunciato a giocare a calcio e ha nettamente meritato il passaggio del turno. Il Palermo un fantasma, la squadra rosanera ha praticamente confermato l'identità dopo un anno scellerato, fatto di errori, soprattutto societari. La conferma ad oltranza di Dionisi è stato quasi un gesto autolesionista. In Italia probabilmente il City Group deve cambiare i parametri su come fare calcio, perché nonostante soldi spesi il fallimento è stato il paradigma di queste ultime 3 stagioni. Ieri un match approcciato male e finito peggio, la Juve Stabia ha dato sempre l'impressione di avere qualcosa in più rispetto ai siciliani. Nel primo tempo solo per fortuna o altro il Palermo non ha chiuso in svantaggio, prima Floriani Mussolini colpisce il palo, poi al 35esimo miracolo di Audero su colpo di testa di Piscopo, sulla ribattuta Candellone spara in curva a porta praticamente vuota. Il Palermo ci prova solamente con Poyampalo nel finale. Nella ripresa ti aspetti l'arrembaggio dei rosanero, ma non è così. L'unico sussulto lo fornisce Brunori con questo calcio di punizione, miracolo di Thiam. Al 67esimo Adorante scappa via Bani e trafigge Audero 1-0 e siciliani che escono di scena. Finisce così una stagione fallimentare, nonostante la dirigenza rosanero continui a sostenere che è stato un anno positivo. Siamo molto dispiaciuti, sono arrabbiato. Con me stesso in primis, perché non è questo quello che volevamo, non era l'obiettivo che dovevamo raggiungere. Siamo arrivati a ottavi, un campionato dove non siamo stati mai protagonisti come avremmo voluto, dobbiamo dircelo, lo devo dire. Ci sono stati sicuramente degli errori da parte di tutti, dobbiamo comunque farne tesoro, accettare purtroppo il verdetto del campo, perché delle volte ti dà e delle volte ti toglie. E adesso il basket in Serie A, esordio vincente del Trapani nei play-off scudetto, superata la Reggio Emilia per 80-75. Franco Cammarasano. Impatto vincente della Trapani Shark nei play-off scudetto. È finita 80-75, una partita equilibrata, impattata male da Trapani nel primo quarto, chiuso sul 23-15 per gli ospiti. Riposo lungo sul 40-39 con Trapani, che però soffre maledettamente la difesa avversaria. Si va avanti poi punto a punto con Robinson che tiene a galla i suoi con alcuni canestri da 3. A 55 secondi dal termine il punteggio è in perfetta parità, 75-75. Galloway però mette la bomba da 3, mentre Notei dalla lunetta fissa il punteggio sull'80-75 finale. Domani sera si giocherà gara 2, sempre a Trapani, con la squadra siciliana si spera più lucida e senza cali di concentrazione. È partita chiave per questa serie e io ne approfitto adesso a chiamare tutto popolo veramente per sostenere questi ragazzi, perché abbiamo speso tante energie, non solo fisiche, mentali. Adesso tutti fanno programmi loro per recuperare meglio il possibile, ma onestamente, come tante volte quest'anno, il nostro pubblico è stato il nostro sesto giocatore. Facciamo un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Non ci sono altri aggiornamenti, questa edizione del TG Sicilia termina qui, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata e naturalmente una buona domenica.